Tornano alla carica i segretari provinciali di CGIL, CISL e UIL di Agrigento. Massimo Raso, Maurizio Saia e Gero Acquisto e il prefetto Nicola Diomede tornano a chiedere l'istituzione di un tavolo di confronto tra comune e imprese che gestiscono il servizio dei rifiuti ad Agrigento. Un invito a svolgere il ruolo di mediatore nella vertenza che vede 13 lavoratori licenziati e che da mese stazionano davanti a Palazzo dei Giganti. Non siamo rientrati nel bando, ma noi nel bando c'eravamo, quindi il nostro licenziamento è un licenziamento illegittimo e quindi il comune deve fare subito leva nelle aziende per la nostra riassunzione. Non è possibile, voglio dire, che da diversi mesi si firma un contratto e noi non siamo ancora assunti. O siamo in uno Stato democratico dove le leggi che sono in vigore si rispettano, se no siamo nella Repubblica delle Banane. Questo non esiste. Io invito il sindaco e le aziende a fare chiarezza e a farci dare quella serenità che ci è stata tolta ingiustamente. Noi invitiamo il prefetto assolutamente nella prossima riunione che si terrà a breve di poter trovare una soluzione, come quasi si era arrivato al punto di trovare tra azienda e comune, affinché questa vertenza, questa vergogna agrigentina venga rimossa e ritornare la pace, perché noi non ci fermeremo assolutamente. Quindi trovino una soluzione, le istituzioni devono trovare una soluzione per questi 13 padri di famiglia. Noi da qua non ci spostiamo e spero di non portare la protesta ancora avanti con altre proteste ancora più eclatanti, diciamo. Lei spiegava che ci sono adesso dei presupposti favorevoli nei vostri confronti, è cambiata un po' la situazione? Sì, e cambia un pochettino la situazione perché ci viene detta da parte del comune che comunque non è più un problema di soldi, ma c'è un cavillo giuridico da andare a sciogliere. E allora noi vogliamo l'intervento del prefetto in quanto i nostri, come diceva il mio collega, i nostri licenziamenti sono illegittimi. Illegittimi perché? Perché partiamo da un bando di gara di 142 persone dove non era solo nominato il numero delle persone, ma nominate con nome e cognome. Quindi noi siamo parte integra del bando e se c'è una problematica che prima era un problema di soldi, quindi nel primo tavolo prefittizio si parlava di problemi di soldi, attualmente il problema di soldi non esiste più, quindi bisogna riportare immediatamente la legalità, cioè l'immediato reintegro nel lavoro di questi operai che siamo rimasti fuori, e se poi ci sono delle problematiche dopo che se la vedano azienda e comune e chiudano questa brutta storia di questi operai che stanno per vivere dei momenti veramente brutti.